Ieri sera Giuseppe Conte in conferenza stampa ha anticipato le misure decise dal governo che saranno presenti nel decreto della fase 2. Il Premier ha spiegato i dettagli che saranno adottati in questa nuova fase dell'emergenza coronavirus. Dal 4 maggio mascherine obbligatorie e rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza. Per quanto riguarda gli spostamenti si potranno fare all'interno del proprio comune e della propria regione. Cambierà nuovamente l'autocertificazione perché alle comprovate necessità si aggiungerà anche quella di poter vedere i propri parenti, mantenendo le distanze e senza creare assembramenti. Si potrà riprendere a fare attività motorie anche lontano dalla propria abitazione. Dal 4 maggio potranno ripartire anche gli allenamenti dei professionisti per le discipline individuali. Per gli sport di squadra bisognerà aspettare fino al 18. Bar e ristoranti resteranno chiusi fino al 1 giugno. Confermata invece dal 4 maggio la possibilità di fare ristorazione con vendita da asporto oltre che di domicilio. La riapertura per i negozi sarà fissata per il 18 maggio, si applicheranno misure per evitare assembramenti nelle ore di punta. Parrucchieri e centri estetici invece riapriranno il 1 giugno. Sarà possibile tornare a celebrare i funerali ma soltanto alla presenza dei familiari più stretti, mentre per riprendere le messe bisognerà aspettare ancora. Rimodulazione del servizio di pubblico trasporto che sarà potenziato nelle ore di punta. Poi su tutti i mezzi di trasporto biglietti sempre più elettronici, obbligo per i passeggeri di mascherina e distanziamento di sicurezza. Infine, per quanto riguarda le attività produttive, già da oggi sono ripartite le aziende del commercio all'ingrosso funzionale dai settori dell'export all'edilizia. Dal 4 maggio ripartono tutte le attività di manifattura, il commercio all'ingrosso e i cantieri privati.